In questa puntata Fabio viene deriso in pubblico. La Tesla cerca invano di farlo arrestare. Fa un provino per Giorgio Armani e scambia la statua di un vescovo per una donna che si depila. Sono le 10 di notte, abbiamo appena deciso che domani io e mia moglie faremo una gita nel Sauerland, circa 2 ore e mezza da casa, è la regione collinare più vicina, passeremo il weekend lì. Ho deciso per la prima volta di caricare la macchina a casa. Userò questo carichino che non è quello Tesla, l'ho preso prima della cosa della macchina perché avevo pensato, boh, me ne tengo uno in macchina, quello originale, e questo me lo tengo a casa. Poi scegliere l'amperaggio di uscita, non voglio sovraccaricare l'asciugo, proverò 8 ampere. E adesso a nanna, domani mattina sveglia non troppo presto. Come spesso accade, devo fare un viaggio e dormo di merda. La macchina è sporca, farò un viaggio senza lavarla. Non era programmato questo viaggio, quindi la macchina non è al top della sua pulizia. Intanto stanotte ho caricato 14,43 kW, la batteria era già all'85-86%, ma visto che dobbiamo andare in una zona collinare che non conosco, avevo la possibilità di farlo qua a casa, l'ho caricato, così partiamo col 100%. E se stasera o domani non trovo subito una colonnina, non mi faccio tanti problemi. Scarponcini per le escursioni, anche se solo per una notte. Trolley e lo zainetto per le escursioni. Allora, sta iniziando a piovere come sempre, ma in Germania è normale. Per un quattro occhi come me, il cappellino serve non solo per il sole, ma anche per la pioggia, una specie di tettoietta. Ho inviato la destinazione direttamente dal cellulare, Waldhaus am See, 2 ore e 38 minuti, 231 km. Secondo la Tesla arriviamo col 52% di batteria. Per darvi un'idea, partiamo da qua, superiamo il Reno. Siamo vicino a Duisburg, qua sicuramente ci sarà un casino di traffico, poi arriviamo nella unica zona montuosa, subito fuori il Nordrhein-Westfalen dove abitiamo e saremo nell'Assia. Per chi ha già visto gli altri video sa che è necessario fare una tappa per acquistare cibaria. E ecco lo snack, wrap con gyros Monster, grissini torinesi fatti in Germania, è una sorta di salame da mangiare come un Mars. Mars, una piacevole sosta per ricaricare. Dopo 24 km su strade provinciali e strade urbane, adesso siamo finalmente in autostrada, 40 km prima della prossima uscita. Non l'avevo ancora vista dal vivo, la EV9 della Kia, veramente massiccia. Questa è un'auto elettrica. Beh, alla fine meno male che non ho lavato la macchina perché avrei sprecato 18 euro. Conoscete la parola Baustelle? In Germania i Baustelle sono i cantieri. Non esiste un posto in Germania senza cantieri. E i cantieri in Germania durano anni, ma non per modo di dire. Breve pausa al bagno, abbiamo già fatto quasi 170 km, 32 kWh, sono tantini ma stavamo veramente zompando, non abbiamo risparmiato assolutamente sul pedale del gas. Questi sono i WC pubblici delle Autobahn, non vi dico che sono puliti, però ce ne sono da parecchi. Siamo arrivati 43 kW per 224 km, 192 Wh per chilometro. Il check-in però è tra un'ora e mezza e quindi nel frattempo faremo un giro nel paese. Visto che ci sono, metto a caricare la macchina. Lo sapete perché c'è il cofano aperto? Quasi ogni volta che io vado dalla colonnina al bocchettone per ricaricare e passo davanti al cofano, la nuova funzione dell'apertura automatica, non faccio in tempo a passare che il cofano si apre. È snervante.
La batteria residua è il 38% anziché il 52% stimato dalla macchina. Siamo arrivati con 15 minuti di anticipo rispetto alla tempistica stimata dal navigatore. Ne approfittiamo per scegliere il posto dove cenare stasera. Ci sono alcuni palm, che sarebbe in italiano malga. Panchine fatte con lo snowboard. Prima di scegliere il ristorante dobbiamo comunque fare delle prove. Abbiamo comunque optato per questo, che sembra carino. Vedi, però utile, vicino ai Pisciatoi c'è la pubblicità di un altro punto di questo ristorante, vis-à-vis Hütte. Sembra carino. La pubblicità davanti ai Pisciatoi è stata perfetta, geni del marketing, perché ci è piaciuto, abbiamo guardato su Google Maps e abbiamo prenotato stasera. Ja, aber Quelle von Belgien, das Wasser? ja. Das eine Wunderreich. Fredda? Minchia. Ci troviamo nella cittadina di Willingen. No, Willingen. Ci troviamo nella cittadina di Willingen. La cittadina dove ci troviamo si chiama Willingen, circa 550 metri sul livello del mare, quindi siamo saliti di mezzo chilometro. C'è da considerare anche questo nei consumi. La cittadina è famosa soprattutto per gli sport invernali, è una... tanto taglio. Nonostante l'altitudine non troppo alta, comunque nevica, ed estate sono persone come noi che amano stare al fresco. Famosa anche per percorsi di escursionismo, per ciclismo. Domani andremo a prendere una funivia che ci porterà almeno a 800 metri e lì mangeremo ovviamente. È ora del check-in, prendiamo la macchina, nel frattempo ho caricato al 64%, sarebbe sufficiente anche per tornare a casa, ma faremo ancora qualche giro, vediamo, magari domani carichiamo ancora qualcosa. Incredibile, dopo quella passeggiata nell'acqua congelata mi sembra di avere le calze in lana da quanto caldo. Casa del Far West. Patinaggio sul ghiaccio d'estate a luglio. Più che altro facciamo vedere che la Tesla ci dice di passare qua, ma in realtà non si può. E per cosa stiamo pagando 9,90 € di connection premium per non avere un navigatore aggiornato? Non è una roba da poco tempo, perché qua si vede che la costruzione c'è già da un po', non c'è più la strada, si vede la cabinovia che prendiamo domani. Questo specifico per le bici ti porta su, poi fai downhill. Jetzt befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. La pioggia non ci ferma, proviamo a fare una passeggiata prima di andare a cena. I dintorni dell'hotel sembrano carini. Gatto selvatico. Buonasera signore mucche. Non vi piace bagnarvi, vero? Ciao. Non è più tanto piacevole, ci ridirigiamo verso l'hotel e magari ci tuffiamo in una piscina calda. Ecco in fondo la nostra destinazione. Allo! Peccato, fuori sarebbe stato molto bellino. Io prendo i Käsespätzle perché da noi non ci sono. Spezza di Käse. Questo cos'è? Cimbrus. Bella petto di pollo. Kartoffeln, il cibo è veramente buono, anche la location è molto bella. Abbiamo guardato nel sito
alcune informazioni. C'è saltata all'occhio che ricercano personale, camerieri, cuochi, lavapiatti. I benefit per i camerieri sono una carta carburante, un cellulare, l'e-bike, quindi bici elettrica e tanto altro. Quando penso alla differenza con l'Italia e la Germania, qui non è che viviamo nell'oro, però ci sono tante possibilità e mi dà fastidio che in Italia non ci siano le stesse opportunità. Quando vado in un posto chiedo sempre qualcosa di tipico, che non mi piace bere commerciale. Abbiamo scelto un Apfel, cioè una grappa di mela e una grappa di nocciole del posto, il Sauerland. Aspetta, capito bene. Cappuccino. Che ricordatevi che siamo in Germania ed è normale dopo cena, dopo un po' di carne con funghi, verso un bel cappuccino. Ciao. Voleva dire qualcosa? Secondo me si vuole fare la farci a fianco. Fatto colazione, adesso andremo a fare check out e poi stamattina visitiamo la parte collinare, prendiamo una cabinovia e visitiamo la parte alta. Stamattina non sono proprio un granché, non so se avrò voglia di girare altri video, ho dovuto prendere anche il ibuprofene, vediamo. Siamo arrivati alle cabinovie, adesso cerchiamo la colonnina per ricaricare perché l'app mi dice che ce ne sono 2 libere. Perfetto, così mentre facciamo altro, come sempre, come ripeto ogni volta, carica la macchina, quando vogliamo andare via la batteria sarà già piena. La maggior parte delle volte non è necessario andare appositamente in una colonnina per ricaricare. Qui nel Sauerland c'è un consorzio, l'abbiamo già visto altre volte anche in Trentino o nella Foresta Nera. Meine Card Plus significa che hai degli sconti su diverse attività, per esempio la cabinovia sarà gratuita. Più tardi, se abbiamo voglia, facciamo il Sommer Rodelbahn, una sorta di roll coaster, perché come detto non abbiamo molto tempo oggi, andiamo via, quindi dobbiamo mettere in conto uno che non sto benissimo e che poi devo guidare quasi 3 ore per tornare a casa, quindi vediamo un po', però l'aria fresca è già più rivigorente. Allo! Cioè, odore, cos'è di spezzatino di cervo questo? Mamma mia. Se 150 km c'è Milano. Questo ponte è lungo 600 metri, noi ci godiamo il panorama, nel frattempo la Tesla è già al 78% di batteria. Faticoso, ma bello, soprattutto quest'aria fresca tocca a sé. Questo posto è famoso per la zuppa di piselli. Dove scegliere di bere una Coca-Cola anziché la birra, non essendo al 100%. In Germania va molto la Afrikola. La zuppa di goulash era molto buona, forse non era abbondante. Per fortuna avevamo contanti, perché se venite in Germania vi ricordo girate sempre con i contanti, perché il 50% degli esercizi commerciali non accetta bancomat. Adesso torniamo giù alla macchina. La macchina carica al 100%, così ho visto all'app. Ho acceso anche il clima perché con questo sole dentro l'abitacolo c'erano 34 gradi. Ultima tappa, il roller coaster. Devo dire che però per un parcheggio così grande, considerato che è un punto turistico, solo 2 punti di ricarica non sono tanti. Noi abbiamo avuto fortuna di trovarli 2 liberi. Adesso per esempio, come siamo scesi, c'era un'altra macchina, quindi un terzo ipotetico utente non avrebbe potuto utilizzarlo. Che gioiellino, abbiamo scovato una Golf Serie 1 pick up, mai vista. Com'era il roller coaster?
Quando lo sapranno i nostri figli ci faranno casino perché loro sono in colonia. Ora piccola tappa al supermercato per una Monster e poi ci dirigiamo a casa. Quindi il viaggio di rientro dovremmo passare dai 500 metri di altitudine ai 30 metri di altitudine, quindi qui sono curioso di vedere i consumi saranno più bassi. Certo cercheremo di dare il gas se non c'è traffico e faremo poi i conti alla fine per sapere quanto la macchina ha consumato. Caso mai vi fossero mancati sandali strategici per il viaggio di rientro. Frische Luft. Sì, sto nel supermercato con i sandali e le calze. Lo so che per voi che siete italiani è difficile, ma quello che uno dei vantaggi di vivere in Germania è che la gente non ne frega proprio niente di come vi vestite. Non vorrei mangiare l'insalata con yogurt in macchina. Questa non è. Non c'è la Monster e la Red Bull che però non mi va. La Rockstar l'avevo già provato una volta. Allora, per il viaggio di rientro abbiamo le scorte. Notare le differenze? Traditrice. Ripristino il viaggio B, così qui facciamo una differenza. Il viaggio A diventerà un viaggio complessivo, cioè andata più ritorno. Però abbiamo visto che fino adesso abbiamo usato 46 kWh per 238 km. E il viaggio B è solo il viaggio di ritorno. E si parte. Buon appetito. Destinazione, casa, 2 ore 34, 227 km. Partiamo con il 99% di batteria, secondo la Tesla arriviamo col 59%. Un po' per il rientro si lasciano passare la vita strada. Doppio. Eccoci arrivati a casa, siamo arrivati con 13 minuti di anticipo ma ben il 16% in meno di batteria rispetto a quanto la Tesla aveva calcolato. Abbiamo viaggiato molto veloci, abbiamo incontrato qualche lavoro in corso, un po' di coda. A questo punto, a parte il divertimento di poter guidare un po' rapidi, ovviamente sempre nel rispetto del codice della strada, della distanza, io vado molto veloce solo quando la strada, il codice della strada e il traffico me lo consente, tenendo una distanza di sicurezza molto abbondante. Controllo sempre le macchine davanti a me, quando supero colonne di auto non vado tanto veloce, sempre per questioni di sicurezza. Non dimentichiamo mai che nonostante sia possibile andare veloci sia perché l'auto lo consente sia perché la strada lo consente, bisogna avere un minimo di sale in zucca. Detto questo, la considerazione può essere: vale la pena guadagnare 13 minuti ma consumare il 16% di batteria in più? Adesso ho il 43% di batteria contro il 59% ipotizzato. Ok, non è mai preciso ma stiamo parlando di una differenza notevole. Il viaggio di ritorno 229 km con 174 Wh, non male considerando quanto stava andando veloce, quindi da quando siamo partiti, 2 giretti lì, ma veramente 2, e il rientro abbiamo percorso 467 km per 85 kWh. Comunque, alla fine della fiera puoi andare veloce quanto vuoi, ma quando incontri traffico, che c'è sempre qualcosa, dei lavori in corso, alla fine 2 ore e 25 per 229 km. Al di là delle possibilità dell'auto, ha senso andare veloci? Una guida più lenta mi fa arrivare veramente molto più tardi? Secondo me no. Ci sono state altre prove fatte da altri canali, per esempio il già citato Frank, link qua il video dal nord Italia fino a Roma a 100 km/h e il rientro a 130. Comunque sia, grazie per essere stati con me. Se vi fa piacere potete seguirmi, potete darmi dei consigli se avete domande magari su quello che può contenere il prossimo video. Se vi è piaciuto questo video potete vedere cliccando qua lo scorso video in Olanda, dove invece ho consumato veramente poco, oppure cliccando qua potete vedere il primo video in 2 puntate di un viaggio piuttosto lungo in 1300 km. Da me, da Lemmy Birkenstock, tanti saluti e alla prossima. Comunque questa è la sapore di orzatta, mi piaceva quando ero piccolo, adesso mi fa schifo.